Per il presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo si tratta di lesione dell'autonomia statutaria. Per questo ha deciso di avvalersi dei poteri attribuiti dallo Stato e promulgare integralmente la legge autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie che prevedeva l'accensione di un mutuo di 558 milioni di euro approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dello scorso 27 aprile, nonostante l'impugnativa avanzata dal commissario dello Stato. Il provvedimento serviva a pagare gli stipendi di 27.000 forestali e dei 1.000 dipendenti dell'ente sviluppo agricolo che adesso sono a rischio, nel pieno convincimento che le scelte normative approvate dall'Arse, oltre che legittime, rispondano in modo efficace alle esigenze di comparti essenziali dell'amministrazione del territorio, della forestazione e agli interventi infrastrutturali. Il governo regionale, afferma una nota, ha quindi assunto la determinazione di promulgare la legge a difesa delle competenze legislative della regione siciliana in relazione all'infondatezza dei rilievi avanzati dal commissario dello Stato. Tra l'altro, continua la nota di Palazzo d'Orléans, nell'impugnativa si censurano le modalità con cui la regione siciliana intende finanziare i propri investimenti in materia di prevenzione e manutenzione straordinaria del patrimonio boschivo. Per Lombardo si tratta di rilievi privi di pregio, poiché la scelta legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, oltre ad essere in piena armonia con le normative e regolamenti comunitari, attinge anche al principio della somma urgenza legata ad interventi di carattere straordinario. Per queste ragioni la promulgazione integrale della legge appare un atto doveroso e costituzionalmente corretto. È ulteriore occasione, commenta il Presidente, per rilevare l'ingerenza sempre più invasiva del commissario dello Stato, perniciosamente lesiva dall'autorità statutaria conquistata dal popolo siciliano.